Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ancora un'esplosione di violenza a Vicenza, dove un sedicenne è stato accoltellato in gravi condizioni all'ospedale. C'è stata anche una rissa a bottigliate tra senza tetto. Andiamo in diretta da Luisa Bertini e Andrea Benetti. A te, Luisa. Vai Luisa, vai. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia con una serie di cittadini e con il consigliere comunale Niccolò Naclerio per tornare a parlare del grave fatto di sangue che si è verificato nella serata di sabato, in cui proprio qua al Park Cattaneo, dove ci troviamo adesso, un ragazzo di 16 anni è stato colpito, sembra dalle ricostruzioni che si stanno effettuando grazie alla squadra mobile sul caso, da un coetaneo. Sarebbe stato appunto accoltellato alla schiena. Tra le piste al vaglio quella di un diverbio degenerato in lite. Qui ancora le tracce del sangue, della lite, dell'aggressione. Poi il ragazzino, stando appunto alle ricostruzioni che abbiamo finora, si è recato in un locale qua vicino per chiedere aiuto, per poi essere stato soccorso e ricoverato. Nel frattempo, sempre la stessa sera, siamo in grado di mostrarvi delle immagini che ci sono state consegnate, una lite in via Napoli, che è poco distante da qui, in cui i cittadini già nei giorni scorsi hanno iniziato a raccogliere le firme per una petizione per chiedere l'istituzione delle zone rosse. Insomma, un weekend di violenze con cui parliamo con il consigliere comunale Naclerio. Sì, purtroppo ogni giorno si registra quello che si chiama un bollettino di guerra. Noi, al posto di passare un sabato sera tranquillo, ogni mattina ci svegliamo con vari gravi fatti di cronaca. Sono 2 anni che in Consiglio Comunale, sin dal primo Consiglio, avvisiamo il sindaco e l'amministrazione di non sottovalutare nessun tipo di problema. La criminalità sta cambiando, il problema è che questa amministrazione non sta dando le risposte adeguate che chiedono i cittadini. Non si può andare avanti così, in questa maniera qua. Vanno fatto un pool interno tra tutte le forze, sia le forze dell'ordine sia la polizia locale, che ripeto è in capo al sindaco, e al posto di far cassa, visto che abbiamo visto milioni di euro aumentati con le sanzioni amministrative, va fatta una vera rete di controllo del territorio e vanno date priorità in questo momento, prima che la situazione si complichi ancora di più. Ecco, qui sono con una serie di cittadini che già nel mese scorso hanno organizzato una passeggiata per la sicurezza, proprio per dire basta, perché voi siete stanchi della situazione, e lei mi anticipava che ne organizzerete altre. Sì, sicuramente, come ha detto l'assessore, ogni mattina è un bollettino di guerra, e questo sta a significare l'incapacità di questa amministrazione a gestire questa città. Purtroppo la delinquenza sta aumentando ogni giorno di più e non è gestita in nessuna maniera. Noi abbiamo fatto una manifestazione dove Vicenza pretende sicurezza, sicuramente ne stiamo già organizzando un'altra dove intenderemo portare molte più persone. Ecco, e poi tra via Napoli e via Bologna una raccolta firme in cui voi cittadini chiedete l'istituzione delle zone rosse, e ci spiega anche tutte le sere che cosa fate voi cittadini. Allora, ogni sera verso le 18:30 un gruppo di cittadini scende in strada e fa una passeggiata, non chiamiamole ronde, ma proprio una passeggiata per dissuadere, diciamo, tossici e spacciatori a stazionare nelle zone. Questa passeggiata molte volte ha dei buoni risultati, perché quella gente poi si sposta. Sabato è cominciata una raccolta per richiedere al prefetto la zona rossa e quindi poter allontanare queste persone che sono sempre in questa zona. Ecco, io ringrazio i cittadini per essere stati con noi. Avete sentito la questione della violenza, delle aggressioni, delle risse continue, sempre al centro dell'attenzione. Per il momento io restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e Andrea Benetti per la parte tecnica. Vediamo 2 fatti di cui ci occuperemo con collegamenti in diretta durante questa edizione. Un ex guardia
carceraria che è stata ferita con 2 fori in testa. È stato ritrovato un 59enne che è in fin di vita, è un vero e proprio giallo. A chi lo conosce, chi dice uomo buono e gentile, siamo esterrefatti. Questo sul Gazzettino. E poi sentiremo Tiziana Bolognani sul ritrovamento di una escursionista 57enne ritrovata morte nella notte, forse a causa di una caduta lungo un sentiero nella zona di Cesio Maggiore. Ancora con la cronaca, girava con un coltello serramanico a Serramanico e un tirapugni nel borsello. I carabinieri hanno denunciato un cittadino cinese irregolare in Italia. Fermato dai carabinieri in via Tonzica a Padova per un normale controllo, ha dato subito segni di insofferenza. Dalla perquisizione sono emersi un tirapugni e un coltello a serramanico lungo 17,5 cm, denunciato un 42enne cinese in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Sabato notte gli uomini dell'Arma avevano notato l'uomo che si aggirava con fare sospetto. Fermato, è sembrato subito nervoso, tanto da far scattare la perquisizione. Dal borsello che l'uomo aveva con sé sono stati ritrovati un coltello e un tirapugni che sono stati subito sequestrati dai militari. L'uomo non ha saputo giustificare il possesso degli oggetti. Servizio di Francesco Rattai. E andiamo a Treviso, dove è stato aggredito un uomo da un senza tetto nel parcheggio dell'Appiani. La vittima è un clochard di 25 anni. Il sindaco Mario Conte domani incontrerà il prefetto. A terra la chiazza di sangue, la camicia insanguinata, una scarpa, una bici. Ricoverato in ospedale, un ragazzo indiano di 25 anni aggredito brutalmente da un pakistano. I 2 clochard bivaccano da tempo al parcheggio Appiani. Una lite scoppiata mentre i 2 stavano parlando e che ha rischiato di terminare in tragedia. Ad allertare la polizia alcuni cittadini. Sul posto gli agenti che hanno chiamato subito il SUEM 118. Il 25enne è stato picchiato e colpito al volto e al torace. Immediatamente è stato fermato e identificato l'aggressore. Si tratta di un pakistano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine per aver creato problemi e dato in escandescenze più di una volta. L'uomo è stato denunciato per lesioni, mentre il ragazzo ferito ha avuto una prognosi di 25 giorni. Nonostante i lavori di chiusura del parcheggio interrato dell'Appiani, sopra continuano a bivaccare notte e giorno cittadini stranieri. Vicino alle macchinette per pagare i biglietti, bottiglie vuote, scarpe, giacigli di fortuna, mozziconi di sigaretta. La gente passa, a volte scavalcando gli stranieri distesi. L'episodio dell'altra sera ha aumentato il malumore. Il sindaco ha effettuato un sopralluogo e dopo aver visto la situazione ha chiesto un appuntamento al prefetto. È fondamentale che anche lo Stato ci aiuti a non far più arrivare queste persone. Noi ci abbiamo messo il massimo impegno, abbiamo sistemato il parcheggio, abbiamo chiuso, però ogni sera continuano ad arrivare persone estranee al nostro tessuto sociale, per carità, in cerca di aiuto, in cerca di casa, in cerca di lavoro. È altrettanto vero che questa è una comunità che ha già dato tanto, che sta dando tanto e dobbiamo trovare altre forme per poter aiutare queste persone. Una situazione che deve essere risolta, l'amarezza del primo cittadino. Le forze a disposizione dell'amministrazione comunale sono sempre più limitate e fino ad oggi siamo sempre intervenuti con fondi propri sia per pulire, sia per sgombrare, sia per chiudere. Chiedo davvero aiuto alle istituzioni perché episodi come quello di ieri non succedano più, ma soprattutto perché si metta la parola fine al fenomeno dei bivacchi di questi stranieri che vanno lì perché sono vicini all'ufficio immigrazione. È altrettanto vero che non è più tollerabile questa situazione. Sindaco Mario Conte al microfono di Daniela Sizzia, oggi in regia Francesca Pezzo e Andrea Basso. Adesso andiamo in diretta a Mestre perché c'è stato l'ennesimo colpo messo a segno nel ristorante della Meglia. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori e da Sandro Ponchio. A te Ilaria.
Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai anticipato, è l'ennesimo colpo qui all'Amelia Romana di tra via Milanese e via Giustizia a Mestre, tra l'altro una via che conosciamo molto bene perché si trova poco distante dal drop-in e dalla carrozzeria moderna che ha subito tantissimi furti in tutti questi anni, ma la stessa sorte sta toccando anche a questo ristorante. Luca Serpente, il titolare, grazie di essere qui con noi, ci può raccontare in breve che cosa è successo questa volta? L'ennesimo furto, l'ennesimo scasso, credo sia il 16°. Stesso modus operandi, entrano, spaccano questa volta per fortuna non il vetro ma solamente una porta antipanico che non so quanto potrà costare. È entrato noncurante delle sirene che suonavano, delle telecamere che comunque veniva avvisato da cartelli eccetera eccetera, si è recato verso la cassa direttamente, ormai come fanno un po' tutti, cercando di rompere, guardare, cercare qualche spiccio. I fondi cassa ormai dovrebbero anche saperlo che si lascia anche poco nei fondi cassa, comunque va bene. Detto questo, io venivo avvisato, quindi dal telefonino riuscivo a vedere con la telecamera il personaggio, chiamavo le forze dell'ordine eccetera eccetera, e lui con tutta la sirena, con tutto il rumore che c'era assordante, se ne fregava e andava a prendere, si vede chiaramente, si evince dal video, dal frigo delle bottiglie di vino, non so cosa ha preso, la devo ancora controllare, insomma, e le mette dentro lo zaino. Comunque lui è andato avanti spudoratamente, non curante nemmeno dell'allarme che suonava. È questa la cosa assurda, se un italiano sente una sirena che suona, scappa perché sa che c'è una certezza per lui, per lo straniero no. Per l'irregolare no, siamo stanchi di questa situazione, stanchi. Ormai Mestre è stata consegnata in mano a questi microcriminalità, questa situazione di ingiustizia perenne, di spaccate per rubare €1. Siamo stanchi di queste cose. Io veramente capisco che la certezza della pena, che le carceri super affollate, tutto quanto, quindi so benissimo quello che effettivamente le difficoltà che ci sono per poter poi dopo trovare una soluzione, ma la soluzione, io penso che chiunque gli si proponga di fare una cura alternativa a questi personaggi per pulire un fosso, per portarli a pulire gli argini, per far tagliare l'erba nelle scuole, proviamo a fare una soluzione di questo genere a queste persone, facciamoli lavorare per la comunità, facciamo ripagare veramente, anziché metterli in carcere, spendere soldi di processi eccetera eccetera, fare le piccole denunce. Prendiamoli, mettiamoli con 2 supervisori che li controllano e gli fanno tagliare l'erba nelle scuole, nei parchi, al servizio della comunità. Proviamo a fare una cosa del genere, è un consiglio che posso dare. Io penso che la gente sarebbe contenta e potrebbe essere un deterrente. Ecco, questa è la proposta di Luca Serpente, al di là ovviamente della rabbia che può esserci per il titolare di un locale che continua a subire furti nonostante tutto. La ringrazio per la sua disponibilità. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Vediamo un furto in pieno giorno al bar Via Vai di Covolo di Pederobba. Un cittadino probabilmente straniero ha rubato il salvadanaio delle mance ed è stato ripreso dalle telecamere. È entrato nel bar fingendosi cliente ed ha chiesto un caffè, poi ha atteso che le dipendenti fossero impegnate ed ha nascosto dentro la giacca che teneva in mano il salvadanaio delle mance. Un gesto repentino che non ha notato nessuno fino a quando si sono accorti che era stato sottratto dal bancone. Il ladro è poi uscito indisturbato dal locale, tutto senza sapere che era stato immortalato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale. Lo sdegno del sindaco di Pederobba, Marco Turato. Fa tristezza non tanto per il valore del furto quanto per il gesto. Un salvadanaio che è un guadagno extra di lavoratori di un'attività che viene portato via così, non penso faccia la fortuna di nessuno, tantomeno di chi lo ha rubato. Mi spiace tanto più per il gesto e basta.
è triste. Un furto messo a segno in pieno pomeriggio. Un cliente non abituale del locale, hanno spiegato le dipendenti. L'uomo, molto probabilmente straniero, sarà identificato, ma mancano pene certe anche per questi atti, dice il primo cittadino. Non paga per i gesti che compie. Se ci fosse una pena certa, ma che venga scontata in galera, no? a piede libero, eccetera, eccetera. Devono andare in galera queste persone qua, devono scontare una pena. Punto e basta, di inasprire le pene e metterle in atto comunque, non interpretare le leggi. Furti, aggressioni, degrado un po' in tutte le nostre città, e allora c'è chi ricorre anche alla rivitalizzazione dei centri storici per cercare di arginare questi fenomeni e il dilagare della delinquenza. È quello che sta accadendo a Treviso, dove il sindaco Mario Conte ha annunciato l'iniziativa Via Roma in festa. Nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente con i commercianti per mettere a punto il calendario. Abbiamo già delle idee pronte, però nasce ufficialmente Via Roma in festa. Il sindaco Conte lancia una nuova iniziativa con i commercianti di Via Roma per riqualificare la prima zona rossa della città. Un'idea nata negli ultimi giorni, proprio dopo la passeggiata organizzata dalla Lega giovedì sera. Dalla passeggiata con i cittadini dell'altra sera e parlando con i commercianti del quadrante di Via Roma è nata l'idea di una festa periodica, quindi che si ripeterà nelle settimane, che è Via Roma in festa. Musica, arte, buon cibo saranno insieme ai cittadini protagonisti di una festa che punta a rivitalizzare il quartiere, spesso al centro delle cronache. Laddove magari troppe volte abbiamo sentito dei richiami negativi di quella zona. Ecco, vogliamo esattamente con lo stesso spirito della passeggiata, cioè quello di far vedere dei luoghi che sono assolutamente belli, sicuri e affascinanti, portare tutti i nostri cittadini in Via Roma in festa. Da quando potrebbe partire? Credo che nelle prossime settimane calendarizzeremo già la prima serata. Vogliamo farlo anche proprio in corrispondenza della zona rossa, proprio per far vedere che funziona e che è una zona estremamente sicura, ma soprattutto che è un quadrante di città aperto alle famiglie, ai bambini, agli artisti, a tutti coloro che vogliono vivere la città nel migliore dei modi. In settimana il sindaco incontrerà nuovamente i commercianti per definire il calendario di eventi che dovrebbero svolgersi 2 volte al mese. Sarà scelto un giorno infrasettimanale, probabilmente il giovedì, quando dalle 18 Via Roma chiuderà parzialmente al traffico per riempirsi di tavoli, musica e opere d'arte. Troveremo il modo da un punto di vista viario di non intralciare il traffico, ma di consegnare in corrispondenza della sfera di Tony Benetton un'area proprio destinata a questa festa di quartiere, questa festa comunitaria che ha un grande significato di riqualificazione sociale. Servizio di Francesca Bozza. Adesso andiamo in diretta a Fontaniva da Valentina Visentin e da Federico Cibotto per un gravissimo episodio di violenza. È stata ritrovata in fin di vita un'ex guardia carceraria. È un vero e proprio giallo. A te, Valentina. Sì, buongiorno da Fontaniva, siamo proprio nel punto in cui è stato colpito e ferito alla testa Senay Fatos, 58enne albanese che ieri mattina stava passando in questo punto in aperta campagna a Fontaniva, stava andando in una fattoria dove si prendeva cura dei cavalli, e qui che è stato colpito alla testa. Inizialmente sembrava un incidente in bicicletta, che l'uomo fosse caduto e avesse sbattuto la testa, ma quando è stato portato in ospedale l'attacco ha rilevato 2 fori, uno in entrata e uno in uscita, quindi i carabinieri hanno cominciato a cercare chi possa aver sparato al 58enne albanese, ex guardia carceraria nel suo paese, arrivato qui in Italia circa 3 anni fa. Non è stato ritrovato alcun bossolo nel punto in cui ci troviamo, i carabinieri stanno cercando, hanno cercato a lungo, manca il movente e soprattutto manca l'arma con cui è stato colpito. L'unica certezza è quando è avvenuto lo sparo, intorno alle 7:30 di ieri mattina, perché è stato udito un forte botto qui da alcuni residenti, sembrava un petardo e invece era uno sparo. Poco dopo 2 guardie di pesca sono passate qui, hanno trovato l'uomo agonizzante e hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati e lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Nessuno ha visto nulla, chi ha sparato potrebbe essere scappato o da questo boschetto dove la folta vegetazione
persone può facilitare la fuga, oppure in macchina, forse atteso da un complice. I carabinieri stanno anche vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza che ci sono poco lontano da dove è avvenuto questo giallo. Manca il movente, dicevamo, non è chiaro chi può aver agito e perché possa aver agito. Senai Fatos era un uomo stimato, tranquillo, nessun precedente, incensurato, era arrivato appunto 3 anni fa qui a Fontaniva, in passato nel suo paese aveva fatto la guardia carceraria. Potrebbe essere, non si esclude possa essere anche un regolamento di conti, una vendetta, visto il punto in cui è stato colpito l'uomo, ovvero a testa con un unico colpo. Le indagini dei carabinieri non si sono fermate da ieri e forse nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi. Quel che è certo è che qui in questo a Fontaniva nessuno sa darsi una spiegazione di quanto è accaduto. Per quanto riguarda invece le condizioni di Senai Fatos, è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono davvero molto molto gravi. Da Fontaniva è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentina, a Federico Cibotto. È un altro giallo che si aggiunge agli altri gialli di cui parliamo spesso anche con la criminologa Giada Vianello. E dopo gli atti vandalici al Palio di Noale c'è sgomento in città e un appello del presidente Casotto. Vediamo. Vandali al Palio di Noale in zona Camatta all'ingresso della Rocca a poche ore dall'inizio dei festeggiamenti dello storico evento. Noi lavoriamo tanto, cerchiamo di fare tante cose per il bene della comunità e purtroppo nel momento in cui non sei qua a controllare succede che qualche gruppo di persone si diverte a fare danni, nel senso che hanno buttato delle attrezzature in acqua, hanno cercato di dar fuoco ad altre attrezzature e detto questo noi stiamo cercando di controllare le telecamere di videosorveglianza che ci sono in giro assieme alle forze dell'ordine, quantomeno per cercare di risalire agli autori di questi fatti incresciosi, perché lavorare tanto perché qualcuno si diverte invece che venire a collaborare e distruggere è un peccato. La delusione tra i volontari è tanta, sono oltre 1000 le persone che lavorano per il Palio con passione e devozione e atti come questo lasciano l'amaro in bocca. Ci stiamo, fra virgolette, abituando perché dobbiamo convivere con questi episodi di vandalismo, perché non è il primo che succede in zona qua, non è il primo che succede in altre zone di Noale, perché sono stati altri episodi come avrete già riportato e più o meno i giri sono sempre gli stessi. La zona in questione è diventata da tempo ritrovo di un gruppo di giovani che approfittano della poca luce e del fatto di essere nascosti dalla vista dei passanti. Ma il presidente lancia loro un messaggio. Se volessero e se non sanno come impegnare il tempo, invece di passare le serate o le nottate a far danni, vengono, si divertono, possono venire tranquillamente da noi, vengono, si divertono e ci danno una mano. Anche perché da fare ce n'è sempre, soprattutto quest'anno che il Palio sarà diviso in 2 fine settimana. Il primo fine settimana con una festa medievale, quindi con la cena delle contrade e con la gara domani dei musici e sbandieratori. Il secondo fine settimana comincia venerdì con la cena degli avvocati per passare al sabato con la presentazione del drappo, la benedizione e alla sera la bala d'oro, che è una presentazione delle 18enni noalesi, per la domenica poi avere la sfilata domenica pomeriggio, chiaramente la corsa del Palio che è l'evento clou. Sono polemiche, il servizio di Ilaria Marchiori. Vediamo le polemiche a Martellago per un cartello che vieta di giocare a pallone in piazza Bertati. Il sindaco dice: gli spazi ci sono, chi vuole parlare lo faccia con me, non tramite i social. Sentiamo. È uscito questo post nei social dove appunto il cartello che vedete è questo qui, divieto del pallone, e quello che invece è stato messo nei social è stato un fotomontaggio da parte di un genitore per fare una provocazione che ci sta, però giustamente dopo secondo me il dibattito non deve essere sui social ma deve essere nei luoghi comunali, quindi con me e i genitori che devono dire quello che pensano. Eccolo il cartello rielaborato con tanto di logo del comune e la scritta "Allora ci droghiamo", che ha fatto scoppiare la bufera sui social perché molti adulti consideravano l'iniziativa eccessiva per i bambini. Ma il sindaco spiega. Il cartello è stato messo venerdì mattina, ma c'è un regolamento della polizia urbana dove si prevede che in tutte nelle piazze e nelle aree non attrezzate il gioco del
del calcio non si può fare. Tra l'altro ricordo che in questa piazza qui, poco meno di 2 anni fa, una signora per un calcio del pallone ha perso l'uso della retina. L'altro giorno un'altra signora è stata colpita ed è caduta, e in più anche i commercianti che si lamentano in quanto hanno rotto le insegne anche delle vetrate. L'insegna di questa macelleria, ad esempio, è già stata danneggiata 2 volte perché i ragazzi, giocando a pallone, utilizzano questi 2 pali come se fossero la porta di un campo da calcio. Senza contare, evidenzia Saccarola, che gli spazi per giocare a pallone ci sono. A 150 metri, 200 abbiamo il parco di Veliguria, dove un anno fa abbiamo installato un campo da calcetto. Il parco parrocchiale qui dietro di noi abbiamo altri 2 campi da calcetto e uno da pallavolo, e più altre strutture come i parchi giochi per i bambini più piccoli. Quindi penso che per i ragazzi è stato fatto parecchio. Ricordo l'investimento di 300.000 euro 2 anni fa, appunto per rivisitare e rivedere tutte quante le giostrine per i bambini che non erano più adatte, quindi penso che spazi ce ne sono, però devono essere anche usati. Chiuderanno alle 15 le urne per i 5 referendum, uno riguardante la cittadinanza e gli altri 4 riguardanti il lavoro. Sono le 12:25, salvo miracoli e anche a costo di fare una figuraccia se dovesse esserci un rush finale, vorremmo dire che questa è la cronaca di un flop annunciato, cioè è davvero sconcertante immaginare che in un momento in cui c'è una grandissima forte astensione, anche per elezioni in cui si vota per scegliere una persona, come accade alle regionali o alle amministrative, è difficile immaginare che ci potesse essere il raggiungimento di un quorum in questa circostanza. Ripetiamo, lo diciamo prima della chiusura delle urne sulla base dell'ultimo dato dell'affluenza delle 23 di ieri sera, che era del 19% in Veneto. In Veneto è il dato più basso, e anche questo non deve stupire, perché i veneti hanno visto sulla propria pelle come vanno le cose con i referendum, e cito quello dell'autonomia. Sono passati 8 anni e ancora si parla di LEP, di arrivare alla meta, ma salvo grandi complicazioni, paletti tra le ruote che vengono continuamente infilati. Quindi già c'è una disillusione, un disincanto degli elettori rispetto ai referendum. Figurati proporne 5 e tra l'altro difficili da comprendere, no? Si parla di contratti a tutele crescenti, il Jobs Act che andrebbe a questo punto, diciamo, verrebbe modificato, quindi un referendum abrogativo che cambia le cose che precedentemente avevamo già scelto di modificare. Cioè sono scelte incomprensibili, spesso ideologiche, spesso volute da una fazione per battere l'altra, in un momento appunto in cui rispetto al senso dello Stato e delle istituzioni c'è un grandissimo problema. Quindi con tutta probabilità si andrà verso una sconfitta dei referendari. Ricordiamo che tra l'altro in questo caso si tratta di referendum abrogativi, per cui c'è proprio questo, il fatto di dover abrogare qualcosa che c'è già, altra cosa rispetto a un referendum consultivo dove il cittadino esprime il proprio parere, una propria valutazione, e poi la politica deve intervenire per assecondare questi desiderati. Quindi, ripeto, salvo miracoli, sono le 12:30 del 9 giugno, le urne chiudono tra poche ore alle 15, si tratterà di una sconfitta cocente per coloro che si illudono che rispetto a referendum piuttosto astrusi e piuttosto sconcertanti, che si illudono che tutti corrano a votare e si possa raggiungere il quorum. Vediamo l'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato per i governatori, che resta in primo piano del dibattito politico regionale, quindi si torna a parlare della possibilità di un terzo mandato per il presidente Zaia e per altri governatori, ma l'assessore Marcato fa queste puntualizzazioni.
Io ho apprezzato questa riflessione di buonsenso, dopodiché non le so aggiungere nulla di più. Questa è una partita che verrà affrontata a livello di maggioranza e poi successivamente in Parlamento, ma ad oggi non c'è nessuna novità e quindi staremo a vedere cosa accadrà. È attendista il presidente Zaia, come a dire, tra l'apertura a livello nazionale di Fratelli d'Italia al terzo mandato per i governatori e l'effettivo via libera, la strada è ancora lunga, ma è un primo importante segnale. Una apertura di buonsenso e ragionevole, visto e considerato che questo paese si stava dando una conformazione a macchia di leopardo sulla durata dei mandati, alcuni presidenti sì, altri no. E se il segretario della Lega Salvini spiega che una modifica della norma blocca mandati è possibile entro l'autunno, per l'assessore regionale Marcato è necessario prendere in fretta una decisione. Siamo a giugno, dovremmo andare al voto a novembre. Insomma, immaginare che si vada dopo l'estate per le decisioni lo trovo poco rispettoso nei confronti dei veneti. Si trovino le segreterie regionali, perché in casa nostra comandiamo noi altri, decidano a chi spetta e si parta con una campagna elettorale. E nell'allargare il discorso, Marcato torna sul blocco dei mandati per gli assessori. Se il tema del limite dei mandati è un tema valoriale, ideologico, per cui è profondamente sbagliato mettere un limite ai mandati, e allora abbiamo un'occasione straordinaria. Siamo l'unica regione che ha il mandato, i 2 mandati blocco per gli assessori. Una legge fatta e voluta da noi, ma se solo un tema di civiltà, togliamo il limite ai mandati agli assessori in Regione Veneto. E un casus belli è quello della sanità, soprattutto delle liste d'attesa. C'è uno scontro tra maggioranza e opposizione, è un problema comunque che si cerca di risolvere. Se ne è parlato in un convegno nel Bassanese. Sentiamo Mirko Cavallin. Lo stato di salute della sanità non è dei migliori. La conferma arriva da chi per 10 anni è stato direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto. Domenico Mantoan, oggi alla guida di una clinica privata, non fa drammi sulla situazione, ma non nasconde i problemi, a cominciare da quello che tocca la maggior parte dei cittadini. Si è scatenato il tema delle liste di attesa che è la conseguenza di non decisioni nazionali prese, il fatto che è stata sbagliata la programmazione dei medici qualche decennio fa, il fatto che il privato accreditato è dal 2012 che non ha un aumento di budget, il fatto che oggi i contratti di lavoro del pubblico sono ancora impostati al 1970, per cui un ragazzo dopo aver studiato 15 anni si ritrova ad essere assunto nel pubblico a 35 anni a 2.500 euro al mese e a fare turni di notte. I ragazzi non vanno. E scelgono l'estero o le strutture private dove la retribuzione è migliore e gli orari meno stressanti. Bisogna fare qualcosa per cambiare questi modelli organizzativi della sanità italiana che sono fermi a 20 anni fa. L'invecchiamento della popolazione, lo sfaldamento delle reti familiari e sociali, i cambiamenti delle patologie e delle cure si scontrano con la richiesta crescente di esami, diagnosi e visite specialistiche che stanno creando un ingorgo nelle liste d'attesa. L'altro passo in avanti che potremmo fare è quando useremo l'intelligenza artificiale per andare a verificare l'appropriatezza prescrittiva, sarà un grande passo in avanti per il cittadino. C'erano anni in cui gli stessi primari stavano nelle corsie degli ospedali H24, in cui c'era la massima disponibilità del personale sanitario. Oggi c'è carenza di personale, intendiamoci, ma quando si sente dire che i giovani non sono d'accordo nel fare certi orari e rinunciano, allora facciano un altro mestiere, non i medici e gli infermieri. Sono lavori che richiedono una dedizione assoluta e uno spirito di sacrificio non comuni. Vediamo a Villa Belvedere, inaugurata a Crocetta del Montello, questa nuova ala della struttura per anziani che potrà ospitare 52 tra autosufficienti e non autosufficienti.
Dopo 7 anni, il tanto atteso taglio del nastro per la nuova ala sud di Villa Belvedere a Crocetta del Montello. Ovvero 52 nuovi posti letto, una parte per autosufficienti e una grossa parte per persone non autosufficienti, suddivise in 4 piani, da un seminterrato, un piano terra, un primo e un secondo piano, che di fatto ci permettono di completare l'offerta sociosanitaria che questa struttura offre da tanti anni. Una struttura confortevole dove sono stati riprodotti ambienti il più possibile familiari per far sentire l'ospite quasi come a casa propria. Nella fattispecie abbiamo creato, qui dove siamo adesso, il nucleo Alzheimer, che come potete vedere alle mie spalle si è cercato di rendere il più confortevole possibile anche da un punto di vista cognitivo. Al piano superiore abbiamo inaugurato un nuovissimo reparto per gli ospiti, diciamo un po' più impegnativi, e di fatto assomiglia prettamente a un reparto ospedaliero, soprattutto per le tecnologie applicate, tecnologie che sono necessarie oggi a supporto degli operatori per poter assolvere al meglio il loro lavoro. L'opera è stata completata grazie al contributo della Regione Veneto e al decreto aiuti del governo. C'è stata insomma una piccola goccia che ha contribuito appunto a far sì che questa struttura oggi venisse inaugurata, di 1 milione di euro. 2 generazioni a confronto, presenti alla cerimonia anche i ragazzi delle scuole elementari e medie di Crocetta del Montello che hanno intonato l'inno di Mameli. Sempre di più queste strutture si aprono, non sono più esclusive, sono inclusive, aperte, e quindi si stanno organizzando per rendere partecipi la vita della comunità integrata anche con queste strutture. E questo è testato, aiuta gli ospiti a stare meglio e le famiglie a avere l'opportunità di visitare i propri cari quando ritengono più opportuno di farlo. Ampi anche gli spazi esterni con la fontana e la scultura di Tony Benetton. Grande emozione quando è stato svelato il monumento in memoria degli ospiti andati avanti. Servizio di Lina Paronetto, mancano medici e infermieri, ma manca personale, manca manodopera nelle aziende. Pensate, soltanto nella Marca trevigiana ci vorrebbero 10.000 lavoratori in più. Sono i conti della CNA di Treviso. Sentiamo. La domanda di lavoro c'è, ma l'incontro con l'offerta risulta essere difficile. Si crea quindi una frattura tra le competenze richieste e il mondo reale del lavoro. Una situazione sempre più paradossale, quasi ai limiti della sostenibilità. Sono 10.000 i lavoratori che mancano all'appello in questo inizio di estate trevigiana, dalla manifattura ai servizi. Il computo è della CNA di Treviso su dati Unioncamere. Nel mese di maggio in provincia erano attese oltre 6.500 assunzioni, con una proiezione di 20.000 entro la fine di luglio. Ebbene, oltre il 55% dei profili non si trova, con 6 imprese su 10 che chiedono esperienza e il 13% la laurea. Nel gergo tecnico si chiama disallineamento di competenze, ma il vero problema sono i giovani che preferiscono realtà esterne al territorio, spesso all'estero. Le aziende cercano ma non trovano, e i giovani ci sono, hanno voglia di lavorare, ma spesso non trovano un vero legame con il mondo del lavoro, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese. Altro tema, quello dell'immigrazione. Delle 20.000 assunzioni previste a luglio, 4.000 richieste riguardano lavoratori immigrati, da qui il messaggio. Bisogna cercare di costruire un patto locale capace di mettere in rete scuola, formazione, istituzioni e imprese. Dimostrazione plastica dell'urgenza nel moltiplicarsi di cartelli di ricerca personale. Questo è il polso della situazione in centro a Treviso. Anche per noi vale veramente questo grido di allarme. È difficilissimo trovare del personale specializzato. Ci siamo anche rivolti a diverse piattaforme, ma è difficile, è veramente difficile, ecco. Anche perché poi rispondono persone di altre regioni e quindi hanno difficoltà a spostarsi, e quindi vorrebbero un ottimo stipendio, un alloggio e tutto. Dalla pasticceria al bacaro il copione si ripete, questione di competenze sì, ma anche di abitudini e stili di vita. Non è un gran momento, i ragazzi non è che non hanno voglia di lavorare, però vogliono avere più tempo libero, non vogliono lavorare il sabato, non vogliono lavorare la domenica, e si fa difficoltà in questo settore, anche perché se loro vogliono uscire per andare nei bar, qualcuno nei bar deve lavorarci. Il problema è che loro non vogliono farlo
e quelli più anziani come me ormai le energie sono quelle che sono e quindi siamo in grossa difficoltà col personale. Non vogliono lavorare il sabato, non vogliono lavorare la domenica. Pensate ai giornalisti, se fossero così schizzinosi rispetto agli straordinari, a lavori che bisogna fare soprattutto per crescere, per ottenere dei risultati, per essere soddisfatti della propria attività. Ci vuole, come si diceva una volta, olio di gomito, bisogna cercare di lavorare più del necessario, anche se con retribuzioni non adeguate. Se si vuole fare carriere, ci si vuole ritrovare a 50 anni con degli stipendi dignitosi, altrimenti si sceglie la via così dell'omologazione e di livelli bassi di professionalità. Vediamo la situazione delle auto. Da ottobre in Veneto, stop ai veicoli Euro 5, circa 1 milione di mezzi, poco meno di 72.000 nella Marca di Treviso. ACI dice si tratta di mezzi con un'alta attenzione all'ambiente ed è quindi necessaria una deroga. Vediamo, sentiamo Francesca Bozza. L'Euro 5 nella città di Treviso abbiamo studiato e quindi circolano circa 4.688 auto Euro 5 in città di Treviso. Per quanto riguarda invece la provincia, le auto aumentano a 67.211. Poco meno di 72.000 auto Euro 5 immatricolate tra il 2009 e il 2015 nella Marca trevigiana dal 20 ottobre sono a rischio circolazione. Questo per effetto del decreto legge 121 del 2023 che impone alle regioni del bacino padano di adottare misure stringenti contro l'inquinamento atmosferico. Il provvedimento sarà attuato da ottobre ad aprile in presenza dell'allerta smog arancio e rosso. Misure che secondo ACI vanno a colpire veicoli Euro 5 per l'appunto con un buon livello di attenzione all'ambiente. Il parco auto del Trevigiano è uno dei parchi auto migliori, cioè nel senso l'Euro 5 sinceramente è un livello di attenzione all'ambiente non poco rilevante. Se da ottobre queste situazioni dovessero essere, come dire, confermate, quindi l'Euro 5 non potrà più circolare, è un problema serio, cioè 70.000 persone probabilmente avranno qualche difficoltà alla circolazione. Chiediamoci se è un provvedimento, come dire, che è importante oppure magari si può dare qualche deroga e poi fra qualche tempo ne possiamo riparlare. Un interrogativo e una proposta messe sul tavolo dal direttore Centola, che auspica una deroga per permettere ai cittadini di far fronte alla spesa per la sostituzione della propria auto con maggior tempo a disposizione. Io spero, come ACI, e quindi mi metto nei panni degli automobilisti possessori di auto Euro 5, che si possa, diciamo, avere una proposta, una politica un po' più comprensiva proprio per il ricambio auto e quindi andare con una deroga che probabilmente si potrà realizzare nel prossimo anno, quindi nel 2026. La Regione Veneto ha annunciato un nuovo bando di finanziamento per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. Naturalmente ci si aspetta anche qualche forma di incentivazione da parte a questo punto della Regione per poter agevolare il cambio auto nei confronti dei possessori dell'Euro 5. Luci e ombre sul fronte della salute del fiume Sile in base, secondo i dati, di una ricerca di Legambiente. Meno Escherichia coli ma più PFAS. È questo il responso della sesta tappa di Operazioni Fiumi, Esplorare per custodire, campagna itinerante realizzata dall'Ambiente Veneto con il supporto tecnico di ARPAV, che ha messo sotto osservazione i fiumi Sile e il Dese. L'eccezione riguarda invece i punti campionati a Santa Cristina e Casale sul Sile, dove il batterio fecale è stato invece rilevato in quantità leggermente superiori alla norma. La situazione è ancora critica sul fronte dello stato chimico delle acque, per cui abbiamo riscontrato anche con le
analisi di ARPAV diversi sforamenti per erbicidi, pesticidi e PFAS, per cui chiaramente c'è ancora molto da fare per attenzionare e quindi proteggere il fiume Sile. C'è una corresponsabilità tra cittadini ed aziende, ma queste ultime contribuiscono maggiormente all'inquinamento delle acque dei fiumi veneti. Sicuramente però la presenza di un tessuto industriale influisce sulla qualità delle acque, ma anche ricordiamo attentamente la presenza di aziende agricole, quindi e anche tutto l'impatto che hanno i reflui zootecnici ad esempio, quindi c'è il comparto della zootecnia sicuramente e del mondo dell'agricoltura ha un impatto importante. Una delle vittorie di Legambiente e di altre associazioni per la protezione delle acque è stata quella riguardante il ricorso contro l'espansione dell'aeroporto, ma molto resta da fare, anche se la nuova rete fognaria voluta dall'amministrazione ha certamente migliorato la situazione. Ma parallelamente anche tutelare la risorsa suolo, quindi evitare ulteriore perdita di suolo con nuove urbanizzazioni e nuove lottizzazioni che minacciano soprattutto le aree attorno dei fiumi di risorgiva, quali ad esempio Rio Fontanelli, la Botteniga o l'area della Storga. L'assessore all'ambiente e vice sindaco Alessandro Manera ricorda che l'obiettivo è quello di allacciare l'80% della popolazione alla rete fognaria. Più persone si allacciano e meno scariche ci sono direttamente sul fiume. Non esistono più praticamente industrie insalubri che scaricavano nei nostri fiumi, se no commettendo dei reati. Vorremmo arrivare all'80% di allacciabilità a fine mandato, ci stiamo lavorando. Come ho detto, realizzare una rete fognaria e una rete idrica, perché contemporaneamente abbiamo fatto anche la rete idrica, perché c'era una dispersione altissima, non è mai una cosa amministrativamente che ti porta grandi abbracci e applausi, perché chiaramente va a realizzare qualcosa che sta sul sottosuolo e che crea disagi nel momento della sua attuazione. Vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, e torniamo alla sicurezza perché non si placa la polemica in quartiere Rondò Brenta a Bassano, teatro di alcuni atti vandalici ad opera di ragazzi lì residenti. Dopo le rassicurazioni della presidente del quartiere, un altro cittadino sottolinea la propria preoccupazione. Ci spiegano tutto Mirko Cavallin con Simone Merlo. Buongiorno da Bassano del Grappa, siamo tornati con Simone Merlo in quartiere Rondo Brenta a Bassano, al parco di Via Trentino, al centro l'anno scorso di alcuni episodi di cronaca, un vandalismo con il danneggiamento di una fontanella dell'acqua, poi velocemente ripristinata. Al centro delle polemiche ci sarebbe un gruppo di ragazzini qui residenti e protagonisti, appunto a quanto pare autori di questi atti vandalici. La presidente del quartiere Nunzia Attianese ha rassicurato sul fatto che il quartiere sta lavorando per coinvolgere i giovani nel vivere il quartiere nel modo migliore, ma come hanno denunciato anche altri residenti la situazione in realtà non sarebbe così tranquilla, soprattutto di sera. Allora il signor Sebastiano Bontorin, che qui praticamente è nato, il quartiere l'ha visto crescere, conferma questa situazione? Sì, confermo tutto quanto quello che ha appena detto, anche perché diciamo che questa è la zona per me più bella e tranquilla sarebbe del quartiere, che come vedete anche voi ci sono piante, c'è tutto quanto, è una zona che adesso soprattutto che hanno terminato le scuole, al pomeriggio vengono famiglie di tutte le etnie, perché l'altra pezza del quartiere dove c'è il parco giochi dall'altra parte non ci sono piante, non c'è niente che è vicino alle scuole, e questo proprio viene goduto dalle persone, degli anziani una volta di sera, che adesso non vengono più, e di pomeriggio e anche tante volte di mattino. Adesso cominciano i bambini che sono a casa da scuola, dall'asilo, finché dopo partono magari per le ferie. E adesso, come vedete voi, eliminando il degrado di panche, che adesso questa è proprio smontabile, come si può fare la prova che è un appoggio, è un appoggio soltanto, sono tutti pezzi, tutto è andato a rompere. Perché ci sono le persone che adesso non vengono più, perché c'è sempre alla sera soprattutto c'è questa, chiamavano malavita, perché logicamente le persone hanno paura. Ma cosa succede l'ora di sera? Ci sono questi ragazzini che si trovano? Ci sono ragazzi che si trovano qui e logicamente si trovano, fanno casino, oltretutto, oltre a rompere, fanno casino, e addirittura tempo indietro sono arrivati qua con pistole scacciacani, che ho trovato addirittura i bossoli io lungo la strada che hanno sparato. Sicuramente le persone non possono pensare che è una pistola falsa o no, logicamente hanno paura a uscire alla sera.
secondo il mio punto di vista ci vorrebbero più forze dell'ordine che girano gli orari serali. O spostarli, logicamente non è che possono prenderli e fare chissà cosa, o spostarli almeno da questa zona. A quanto risulta però questi ragazzini abitano qui con le loro famiglie, sì. È il loro quartiere? È il loro quartiere, e da come ho sentito io è stato notificato anche i genitori dicono che non riescono a tenerli sotto controllo e logicamente non è che possiamo fare qualcosa noi. Qualche altro residente ci ha confermato, ci ha raccontato anche di intrusioni all'interno di abitazioni private. Abitazioni proprio qui vicino, proprio posso assicurarlo, conosco anche le persone dove sono entrate, logicamente non possiamo fare nomi, però sono cose che veramente sono successe. Quindi, le abitazioni. Secondo lei quale appello fa al comune e alle istituzioni? Allora, io vorrei dire all'assessore della sicurezza di fare girare più pattuglie, forse non negli orari diurni, perché negli orari diurni è abbastanza tranquillo, negli orari serali, che penso che il centro abitato di Bassano sia meno pericoloso perché è più sotto controllo. Penso che sia farli girare per queste zone, almeno in questo quartiere, perché non sento che in altri quartieri ci siano queste problematiche. Questo quartiere c'è, e soprattutto questa zona, non l'altro parco giochi che è il centro del quartiere Rondo Planeta. Allora, andremo a suonare il campanello dell'assessore alla sicurezza. Ringrazio il signor Sebastiano Bontorin, Simone Merlo per la parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie Mirko Cavallin. Vediamo una notizia dal giornale di Vicenza. C'è stato uno scontro tra una moto e un furgone, sono deceduti 2 fidanzati, accaduto nel Veronese, alla guida dell'autocarro un vicentino, questa è la zona del sinistro. Adesso andiamo, dove dovevamo andare, Francesca? Ah sì, è stata ritrovata morta nella notte una escursionista 59enne feltrina, una signora di Feltre, è successo a Cesio Maggiore. Ci dice tutto in diretta telefonica Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno. Elena Zannin, 57 anni, di Feltre, è la vittima dell'ennesimo incidente in montagna nel Bellunese. La donna è precipitata dal sentiero De Bastiani ruzzolando per diverse decine di metri. L'hanno ritrovata verso le 11 di ieri sera. Gli uomini del soccorso alpino di Feltre, allertati assieme al personale del SUEM e dai familiari della 57enne che dal mattino non l'avevano più vista rientrare dall'escursione annunciata al bivacco Casera Bosco dei Boi sul Monte Tre Pietre in comune di Cesio Maggiore, e non rispondeva al telefono. La chiamata al 118 è arrivata qualche minuto dopo le 20. L'auto di Elena Zannin è stata trovata parcheggiata a Cesio Maggiore vicino all'attacco del sentiero. I 6 soccorritori sono stati portati in quota dall'elicottero del SUEM e divisi in 2 gruppi hanno iniziato a perlustrare la zona scendendo dalle direzioni opposte. Altri 8 soccorritori si sono avvicinati in fuoristrada da una carareccia per poi incamminarsi a piedi. 2 sono invece rimasti al campo base. Alle 22:40 una squadra si è imbattuta in un bastoncino a terra in un tratto esposto dell'itinerario sopra la chiesetta di Sant'Agapito. Scendendo sulla verticale i soccorritori hanno poi ritrovato altri oggetti e un centinaio di metri più in basso purtroppo il corpo senza vita della donna. Avvisati i carabinieri e ottenuto il nulla osta della magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e da lì trasportata ai mezzi dove i soccorritori sono arrivati all'1:30 della scorsa notte. È tutto da Belluno, a voi. Grazie molto a Tiziana Bolognani, che è responsabile della nostra redazione di Belluno. Torniamo sulla morte di 2 fidanzati in un incidente, perché ci sono altri particolari. È successo sulla Gardesana orientale a Cassone, nel comune di Malcesine, nel Veronese. La coppia viaggiava su uno scooter che pochi minuti prima della mezzanotte si è scontrata con un furgone. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. Le vittime sono un romeno di 42 anni, residente a Brenzone, in Italia da oltre 20 anni, e la compagna, una moldava di 44 anni di Malcesine. Alla guida del furgone un vicentino di 41 anni.
C'è stato uno schianto sulla Treviso Mare, 5 giovani finiti in ospedale. A Montebelluna un'auto si è schiantata contro una moto, è rimasto ferito il Centauro. Sono le prime luci dell'alba, lungo la Treviso Mare all'altezza di Roncade, il boato e lo schianto. 2 auto nei pressi dell'incrocio con via Montiron si sono scontrate. Una delle vetture ha finito la corsa ribaltata sul fianco. All'interno delle 2 macchine 5 giovani. Immediata la chiamata al SUEM 118 e ai vigili del fuoco. I ragazzi tra i 22 e i 26 anni sono stati liberati dagli abitacoli e portati in ospedale a Treviso. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. Hanno riportato ferite e contusioni. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Alla guida delle macchine un 26enne di Zero Branco ed un 22enne di Preganziol. L'incidente è avvenuto alle 5:20, limitati vista l'ora i disagi al traffico. L'incrocio è stato temporaneamente bloccato per permettere il soccorso ai feriti e la rimozione dei mezzi. Poche ore dopo un altro incidente sulle strade della Marca, questa volta è accaduto a Montebelluna in via Feltrina Nord. A scontrarsi una moto ed una macchina. Sul posto si sono fermati altri automobilisti per prestare i primi soccorsi e chiamare l'ambulanza del 118 e i carabinieri di Montebelluna. Il motociclista caduto a terra non è in pericolo di vita, è rimasto sempre cosciente durante tutte le fasi del soccorso ed è stato trasportato all'ospedale montebellunese per le cure del caso. Illeso invece l'automobilista. Con l'estate e le scuole chiuse, soprattutto durante i fine settimana, la circolazione dei veicoli è maggiore. Nelle strade che portano alle località turistiche le forze dell'ordine hanno già potenziato i controlli per cercare di arginare il fenomeno dei sinistri. L'appello è sempre quello di prestare massima attenzione e mettersi alla guida in condizioni psicofisiche ottimali. Servizio di Daniela Sizia, andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo e Andrea Basso e torniamo subito dopo, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, fervono i preparativi per la dunata triveneta di Conegliano. Andiamo in diretta da Ferdinando Garavello e da Tommaso Migot per la parte tecnica. Loria, a te Ferdinando. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Cominciamo questa settimana alpina dal gruppo degli alpini di Ramon di Loria, che fa parte della sezione Monte Grappa di Bassano. Il presidente Renato Monegato ci ha invitato qui, poi vi spieghiamo perché iniziamo da qui. Intanto grazie Presidente per questo invito. Buongiorno, sono il capogruppo di Ramon di Loria da 30 anni. Dopo la bella esperienza vissuta a Biella con tanto onore, con tanti complimenti e con quella gente che ci ha accolto a braccia aperte, siamo pronti a partire per la grande adunata che abbiamo noi nel Triveneto, dei gruppi nostri, delle grosse regioni come il Friuli, il Veneto e i Trentini, terre alpine, dove danno l'accoglienza a questi grandi popolo che ci vogliono tanto bene. Conegliano con i suoi 5.200 iscritti, con i suoi 30 gruppi, con il suo grande presidente Francesco Botteon, noi siamo pronti a partire sempre come sistemava una volta con i carri, con i nostri zaini, con le nostre tendopoli per dare accoglienza e amicizia a chi ci viene a trovare e dare ospitalità. Questo è il sistema alpino, questa è la voglia di noi alpini per stare insieme, per volerci bene, ma soprattutto per darci una mano nei lavori, nel volontariato, perché io ho conosciuto tante persone del Conegliano, perché ho fatto la naia durante il terremoto del Friuli il 6 maggio del 76 e anzitutto ho conosciuto il grande amico mio da Conegliano, il dottor Caporale, che coordinava tutte le squadre che andavano a lavorare a Usoppo, a Buia, a Vensone e via dicendo. E addirittura l'ho conosciuto anche il grande presidente, ex presidente della Monte Grappa, Bortolo Busnardo, che è arrivato con la sua carretta con picco, pale e baili, senza tante magliette e telefoni e via dicendo, subito all'opera, perché diceva il sindaco di Treviso, grande alpino, per fare a Malta che vuoi il Sabion e vuoi tanta voglia di lavorare e braccia. Questi erano gli anni, però si riusciva a produrre, si riusciva a fare tante cose incredibili da credere, perché poi con Bortolo Busnardo ho vissuto tutta l'Italia, dalle alluvioni di Alessandria
cascate che abbiamo avuto a Sarno, a Aosta, ai terremoti dell'Irpinia, dell'Aquila, di Foligno, tanti altri che adesso vengo a dimenticare, ma soprattutto la grande trasferta che abbiamo fatto per aiutare durante la guerra quelli che fuggivano dal Kosovo, che si rifugiavano a Kukës, dove noi abbiamo dato grande ospitalità. E poi nel mondo siamo andati in Brasile a costruire una scuola e siamo andati in Madagascar a costruire un acquedotto per bambini e per quei giovani che purtroppo vivono ancora nella savana e non hanno niente, addirittura non hanno neanche l'acqua per mangiare e bere. Questo è lo spirito alpino, questo è il volontariato, questo è la nostra forza che abbiamo dentro, aiutare chi ha bisogno e chi soffre. Grazie ancora, viva l'Italia e viva gli alpini! Allora, avete sentito l'entusiasmo da queste parti è forte, ma a parte l'entusiasmo e la voglia di fare che qui sappiamo e conosciamo essere molto decisa, siamo in questo luogo perché la storia degli alpini qui si intreccia con la storia, quella con la S maiuscola. In questa scuola hanno insegnato Tina Anselmi, che insomma sappiamo tutti chi è, ma ha insegnato anche il celebre Masaccio, Primo Visentin, che era un partigiano coinvolto in quella che è stato poi l'assalto al ponte di Bassano, che è stato distrutto e poi ricostruito proprio dagli alpini. Ha preso il loro nome perché tantissime delle persone che vi lavoravano portavano il cappello in testa, perché la guerra era finita da pochissimo e volevano riconoscersi come alpini. All'interno di questa sede c'è un museo vero e proprio che gli alpini di Ramon hanno messo assieme con dei pezzi veramente unici, ma noi ci siamo visti con gli alpini di Ramon alla dunata di Vicenza, dove ci hanno mostrato una cosa molto particolare, ovvero le brande della caserma Montegrappa, che per chi ha fatto l'alpino a Bassano, che ha fatto l'anale a Bassano, insomma è una cosa che ci si ricorda. Loro le hanno restaurate, messe in piedi e le usano nelle varie trasferte. Sono qui dentro, poi magari andiamo a vederle per avere qualche immagine, ma una parola su Biella. Prima di tutto, allora, le usate le brande questa volta? Le portate via comunque? Vediamo di fare il possibile, perché anche in questi giorni ho avuto un intervento dell'ernia e mi hanno detto di fare un po' di riposo, ma il mio spirito non è questo. Il mio spirito è sempre da dare una mano, di lavorare. E quando siamo andati in Calabria a fare del volontariato, Don Salvatore, il parroco di Reggio Calabria, ci diceva la provvidenza. Ebbene, noi siamo partiti per Biella con il nostro camioncino, con le nostre tende, con le nostre griglie e siamo arrivati a Biella. Abbiamo fermato il camion, abbiamo visto una persona, abbiamo chiesto, possiamo accamparci? E loro ci hanno detto, avanti, siete arrivati, eravamo qua che vi aspettavamo. E alla fine ci hanno dato di tutto e di più e ci hanno fatto i complimenti, dopo averci dato l'acqua, luce, da dormire. Non so cosa dire altro. La provvidenza, ha detto Don Salvatore. E gli alpini e questo vecchio Ninni che ha detto: è stata la mia ultima adunata a Vicenza, però quest'anno ero distrutto, non sapevo come salvarmi e invece siete arrivati voi. Grazie alpini, grazie veramente di tutto quello che fate e dove che andate portate sempre allegria e amicizia. Direttore, vediamo l'entusiasmo che c'è, manca ancora una settimana alla dunata, alla Triveneta di Conegliano, ma l'entusiasmo è già fortissimo. Noi iniziamo da qui questa settimana per raccontare questo avvicinamento, troveremo di sicuro tanti altri gruppi, tante altre sezioni, tanti altri alpini con questa verve, con questa voglia di ricordare, raccontare, ritrovarsi. Per oggi è tutto, noi ringraziamo il capogruppo Renato Monegato, ringraziamo anche gli alpini che si sono prestati per fare un po' di coreografia, per far capire che loro sono sempre forti, ci sono tutti, e a questo punto vi cediamo la linea. Grazie molte Ferdinando Garavello, Tommaso Migotta, che seguono da anni le adunate nazionali, le Trivenete. Siamo stati recentemente a Biella. Rete Veneta è l'emittente degli alpini per antonomasia, infatti facciamo sempre degli ascolti record e non c'è concorrenza che tenga. Gli alpini sono belle notizie e di belle notizie si è parlato
a Vedelago nel corso di una fiera delle belle notizie in cui ha partecipato a sorpresa anche la principessa del Galles, Kate Middleton, per modo di dire. Sono belle notizie estrapolate dai giornali da parte degli studenti delle scuole medie. È difficile trovare belle notizie perché non sempre ci sono, però loro quando si entusiasmano sono una forza della natura, perché questi non li ferma nessuno e appena si incuriosiscono, si accendono su qualcosa, poi non li fermano, arriviamo a Londra, a Kensington Palace. La 7ª edizione della Fiera delle Belle Notizie di Vedelago ha varcato i portoni reali di Kensington Palace, arrivando alla principessa Middleton. Gli studenti della scuola media Don Giovanni Bosco sono stati impegnati per l'intero anno scolastico nel cercare tra le pagine dei giornali buone notizie, contattando i protagonisti e invitandoli nelle giornate conclusive del progetto a parlare della loro esperienza. Nel suo lavoro Andrea De Liberali si è imbattuto nella notizia della visita della futura regina d'Inghilterra nell'ospedale londinese che l'ha seguita durante il percorso di guarigione dal tumore. A quel punto lo studente ha deciso di scrivere alla principessa del Galles senza sperare in una risposta che invece qualche giorno dopo è arrivata a sorpresa. Ero in classe, stavo facendo lezione e la Renza, che è una collaboratrice scolastica, ha bussato dicendo il mio nome. E io subito mi sono chiesto cosa avevo fatto di male, perché di solito quando mi chiamano è per dirmi parole. E allora entra e mi consegna la busta con scritto che era appunto da Kensington Palace. Questa è solo una delle 1500 notizie scoperte dagli studenti, che vedono protagonisti imprenditori, sportivi, professionisti, ma anche politici come gli assessori regionali Marcato e Caner, che plaudono all'impegno dei ragazzi, la migliore gioventù in un momento in cui la cronaca troppo spesso racconta di giovanissimi protagonisti di episodi di violenza. Invece in realtà esistono tantissimi giovani che hanno voglia di emergere, hanno voglia di confrontarsi, come è stato fatto oggi, anche su temi delicati e importanti. La cosa importante però è che questi ragazzi stanno cercando e hanno cercato appunto nei giornali, e quindi a 360 gradi e in tutto il territorio nazionale e anche fuori, hanno trovato queste belle notizie da far veicolare. Particolarmente commovente la storia della dottoressa Moussa Ali, che ha fondato in Toscana un centro medico e psicologico per le donne vittime di mutilazioni. Questo centro che si prende cura delle pazienti che sono portatrici delle mutilazioni genitali femminili, e spero che anche questa regione possa raccogliere questa notizia positiva. Servizio di Francesca Bozza, torniamo a Treviso, che ha ospitato la 28ª gara regionale di primo soccorso della Croce Rossa. Treviso 2 partire. Padova, siete pronti? Sono partite da Piazza dei Signori le 10 squadre della Croce Rossa provenienti da tutto il Veneto, impegnate nelle gare regionali di primo soccorso, che hanno ospitato nel capoluogo della Marca anche la squadra delle Marche e una classe di un istituto di schio classificatasi quarta alle Olimpiadi proprio di primo soccorso. Avremo sparse per la città di Treviso alcuni scenari dove verranno simulate reali scene e i volontari si sfideranno a questa competizione per affrontare al meglio questi scenari. Le simulazioni, altamente realistiche, hanno visto in campo i volontari appositamente formati e truccati per rendere le scene il più possibile fedeli a situazioni di emergenza reali. In Piazza Rinaldi, il villaggio della Croce Rossa, con postazioni informative e dimostrative aperte al pubblico. È anche un momento bello tra loro, si incontrano, sono tutti giovani, se avete visto, e Croce Rossa è anche questa, quindi siamo assolutamente non solo felici ma anche molto orgogliosi di ospitarli a Treviso. E mi sento di dire grazie a tutti i volontari presenti, che tanto tempo regalano a tutti. Torniamo agli alpini, alle penne nere. C'è il tenente di artiglieria Lucio Zanato a Fara di Soligo. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, e come di consueto, come abbiamo fatto per Biella,
La Dunata Triveneta di Conegliano comincia così. Primo giorno di questa lunga settimana che racconteremo attraverso, nel mio caso, tutti i gruppi che fanno parte della sezione di Conegliano. Sono oltre 30 gruppi e noi cercheremo di raggrupparli nelle 4 medaglie d'oro che appartengono proprio alla sezione di Conegliano. Per quello partiamo qui, partiamo da Soligo, dove troviamo il capogruppo Maurizio Ceschin, ma soprattutto capiamo perché qui c'è una medaglia d'oro. Sante Dorigo, combattente della Grande Guerra. Della Prima Guerra Mondiale, sì. Niente, pluridecorato, decorato sia con la medaglia di bronzo, con la medaglia d'argento del valor militare e alla fine con la medaglia d'oro da vivente. Perché da vivente? Perché inizialmente lo ritenevano morto, dopo invece è stato curato dagli austriaci e quando si è saputo che era vivo gli hanno mantenuto la medaglia d'oro, ma da vivente. Poi ha anche fatto il sindaco. Sì, ha fatto il sindaco per un periodo a Moriago. E hai portato l'alpinità anche nell'amministrazione, cosa che dovrebbero fare molti dei nostri primi cittadini, no? Sì, sicuramente se manca spirito di alpinità, che è quello che contraddistingueva anche il nostro Sante Dorigo. Questo. Ricordare Sante Dorigo ora più che mai è importante per ricordare la brutta esperienza della guerra e auspicare che portiamo avanti la pace. Ecco, partiamo dall'esterno, direttore, perché siamo nella piazzetta. Sì, sto guardando Nicoletta, perché sai, prima di un altro collegamento siamo andati per terra. Dicevo, siamo qui all'esterno perché gli alpini, come vedi, direttore, non stanno mai fermi. Qui nella vostra sede avete fatto addirittura una piazza. Sì, questa piazzetta che verrà inaugurata alla festa della famiglia, che è il 20 di luglio, è dedicata sempre agli alpini e in particolar modo alla comunità. Non vi svelo cosa c'è sotto perché sarà bello vederla insieme. Ecco, ma intanto come vi state preparando invece per la Triveneta? Per la Triveneta abbiamo 2 appuntamenti fissi qua, venerdì mattina passa la mula e là insieme con i bambini dell'asilo faremo l'alzabandiera, canteremo qualche canzone insieme e il sabato invece parte la specialità di mountain bike verso la sezione di Conegliano. Ecco, però direttore, le sorprese non finiscono qui nei nostri collegamenti perché il nostro Maurizio Ceschin ha chiamato anche gli altri gruppi della zona, quindi i gruppi fratelli, come si dice tra alpini. E allora Nicoletta, fai vedere chi c'è dentro. Guardate qua, tutti i gagliardetti che raccontano proprio i vari gruppi che fanno parte proprio di questa parte della sezione di Conegliano. Noi andiamo direttamente, manco a dirlo, visto che Nicoletta è di Col San Martino, a Col San Martino. Eccolo qua. Aspetta che passo avanti, mi raccomando parla bene perché è nato compaesana. Buongiorno a tutti. Nome e cognome? Omar Recchia, capogruppo, neoeletto capogruppo del gruppo alpini di Col San Martino. Ecco, cosa fate per la comunità, a parte tenere a posto la chiesa di San Vigilio? Pulizia dei sentieri che andiamo ad affrontare con l'ultima domenica di giugno, il giorno di San Pietro e Paolo. Siamo reduci del mese di maggio, come per tutti, la Dunata Nazionale di Biella e poi l'ultima domenica di maggio la sezionale di Valdobbiadene, che quest'anno si è svolta a Colbertaldo, l'ha organizzata il gruppo di Colbertaldo. E adesso come vi preparate invece per Conegliano? Abbiamo mantenuto lo zaino in spalla perché questo periodo è stato ricco per noi, pronti per la partenza per Conegliano, carichi di energia e di speranze, sempre quando si va a affrontare un gruppo così. Reduci da ieri da una giornata per noi ricca, che è il Girar per Spey, organizzata già la 12ª edizione. Abbiamo avuto un risultato ottimo, direi eccellente, con una presenza massiccia fra salone e tendone fuori gremito, più la gente che si è assillata per portare a casa gli asporti. Contento del nostro gruppo. Bene, andiamo direttamente invece nel gruppo di Pieve di Soligo. Dove Zeo? No, qua. Ecco qua. Gruppo di... No, dove Zeo? Ecco qua. Sì, giusto, perché Pieve di Soligo. Sì. Eccoci qua. Voi invece siete il gruppo, diciamo così, del capoluogo. Sì, buongiorno a tutti, sono Mura Franco, sono vice capogruppo degli Alpini di Pieve. Il nostro servizio principale è sempre taglio erba, abbiamo 3 alpini fissi all'asilo di Pieve di Soligo. Per di più abbiamo dato una mano anche al Criterium che c'è stato a Pieve di Soligo la settimana scorsa. E come vi state preparando invece per Conegliano? Sempre col zaino in spalla e andiamo giù a piedi, così possiamo bere anche un bicchiere. Bene, quando è che partite?
Venerdì, sabato, domenica, tutti i giorni vanno bene. E ora veniamo a trovarvi quando arrivate verso Conegliano. Per ultimo invece Fontigo, dov'è Fontigo? Dove è Fontigo? Eccolo qua, chiedo scusa perché si sono un po' disallineati, direttore. Allora, Fontigo, nome e cognome? Perucon Claudio. Ecco, cosa fate voi? Noi partecipiamo a tutte le attività comunali, sfalci vari, ma la cosa che ci dà più soddisfazione è una giornata dedicata interamente ai disabili, in cui organizziamo con una società realistica che possono salire sulle macchine tutti questi bambini. E invece come vi state preparando per Conegliano? Anche voi marciate? Stiamo mettendo a posto alcuni cori, alcuni canti corali. Bene. Naturalmente abbiamo chiamato qui anche il sindaco Mattia Perecin, direttore, è inevitabile il primo cittadino perché avere tutti questi alpini attorno dà sicurezza a uno che ha un incarico abbastanza gravoso come primo cittadino oggi. Sì, gli alpini sono un presidio fisso delle amministrazioni, posso dire che sono una delle colonne portanti dei nostri paesi. Noi li ringraziamo sempre per la loro presenza all'interno delle nostre comunità, a favore delle scuole dell'infanzia, ma anche delle attività. Loro quando vengono chiamati rispondono sempre presente, in pieno spirito alpino, quindi un grazie veramente da parte mia, ma di tutti i sindaci, perché sono davvero delle persone straordinarie che incarnano perfettamente i valori della solidarietà e del bene che vogliono le loro comunità. Direttore, so che abbiamo pochissimo tempo, però non possiamo non finire il collegamento senza un canto. E allora cosa cantate? Cappello. Sul cappello. Allora chiudiamo con queste note. Via. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Su per i monti a guerreggiare. Ecco, con queste note io ti restituisco la linea, direttore. Ci vediamo domani per un altro collegamento con altri gruppi sempre dalla sezione di Conegliano. Grazie a Lucio Zanato, a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica e ovviamente a tutte le penne nere in vista di questa 3 giorni di Conegliano. A proposito di solidarietà e altruismo, vediamo anche Avis e Lega Ambiente insieme per un progetto di cittadinanza attiva che ha coinvolto per 9 mesi oltre 1000 persone tra ragazzi, insegnanti e genitori. Sentiamo Edi Kaliman. Fare del bene al prossimo avendo cura di noi stessi, degli altri e dell'ambiente. Un presente che pensa al futuro. Avis e Lega Ambiente Veneto insieme nel progetto Green Blood, 9 mesi di formazione e cittadinanza attiva. 500 ore dedicate al volontariato, più di 1000 persone coinvolte tra genitori, insegnanti e ragazzi dai 14 ai 17 anni. Sono state coinvolte le scuole, hanno portato avanti dei progetti in parallelo per quanto riguarda l'ambiente, quindi il loro futuro, e anche la donazione del sangue, che è comunque un tema di solidarietà. Rappresenta quello che già tanti volontari hanno nelle loro corde, cioè quello di essere disponibili non solo a donare il proprio sangue o il proprio tempo, ma a fare entrambe le cose perché credono nel volontariato come strumento di cittadinanza attiva. Per i ragazzi 20 laboratori Avis e Lega Ambiente per un totale di 380 ore in classe, per gli adulti 60 incontri per un totale di 120 ore di formazione. Il tutto grazie all'apporto di Rosaria Milani, psicologa e psicoterapeuta di Green Blood, che ha seguito l'iniziativa insieme alla collega Elisa Massimo. Come lasciamo l'ambiente alle generazioni future, come possiamo aiutarci per avere un sistema sanitario che sia in grado di curare le persone e come anche condurre uno stile di vita sano e in modo da poter aiutare gli altri. Il progetto ha portato grande entusiasmo all'interno degli istituti scolastici. I nostri formatori, insieme ai formatori di Avis, hanno creato le condizioni per un protagonismo da parte dei giovani molto interessante, per la creazione di prodotti, oltre che nell'animazione e nell'attivazione territoriale in attività di pulizia, di conoscenza, piuttosto appunto che di dono, e questo ha creato delle prospettive che secondo noi possono mettere le basi per una collaborazione che prosegua. Andiamo in pubblicità, altri 2 minuti, ma state con noi perché
parleremo nuovamente degli alpini in vista della Triveneta di Conegliano e poi il premio Leone d'Oro alla carriera, la prossima mostra del cinema, assegnato a Kim Novak. A tra poco. Anche gli alpini del Friuli Venezia Giulia in partenza per la Triveneta di Conegliano. Andiamo in diretta da Omar Costantini a Udine. A te, Omar. Sì, grazie direttore per la linea. Siamo con Mauro Ermacora, che è il presidente della sezione di Udine. Si sta lavorando per quanto riguarda gli ultimi dettagli in vista della partenza. Già, diciamo così, le prime truppe, tra parentesi, raggiungeranno dal Friuli Conegliano già a partire da giovedì / venerdì mattina per la logistica, in attesa insomma dell'arrivo poi di tutti gli altri colleghi. Presidente, quante penne nere saranno presenti a Conegliano secondo lei? Buongiorno a voi. Ma noi riteniamo di portare almeno 1 migliaio di penne nere nostre, almeno della sezione di Udine, ma complessivamente per il Friuli Venezia Giulia almeno 2.000-2.500. Ecco, poi c'è grande attesa perché si diceva anche prima in attesa di collegamento, si finisce da una parte, si inizia subito l'altra, si finirà questa e già si lavora per gli altri raduni, no? Ma questo è il nostro destino, nel senso che fatta la donata nazionale, subito dopo abbiamo l'opportunità di poter fare i raduni, diciamo, di raggruppamento. Il raggruppamento ovviamente del terzo raggruppamento è il nostro, che faremo la prossima domenica, è un raggruppamento quello più numeroso, tra l'altro a livello Associazione Nazionale Alpini, per cui diciamo è un argomento importante e sicuramente la prossima domenica, come ultimamente viene stato negli ultimi anni, diciamo che è molto importante, per cui saremo molto presenti. Secondo lei che messaggio lancerà e lascerà a voi alpini Conegliano 2025? Diciamo il messaggio che ci lascia è quello di sempre solidarietà, metterci a disposizione delle nostre comunità, delle nostre amministrazioni comunali che ci chiedono sempre un aiuto, e soprattutto metterci a disposizione per quanto riguarda la protezione civile, che è il nostro braccio armato. Grazie Presidente, è tutto da Udine. Direttore, ti ripasso la linea per la prosecuzione del telegiornale. Grazie molte Omar Costantini e per la parte tecnica Emanuele Sergi. E adesso ci colleghiamo in telefonica con Lorenzo Maier, che è tra l'altro il nostro esperto di cinema, perché è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera a Kim Novak. A te Lorenzo. Buongiorno direttore ai nostri spettatori. Sì, un nome di grande livello, quello che è stato scelto dal direttore Alberto Barbera come secondo Leone d'Oro alla carriera dell'82esima edizione. Kim Novak, questa grandissima attrice da Tour de Tennis, 92enne, che adesso tutti aspettiamo di vedere al video su Red Carpet, perché oggi ha commentato questa decisione che è stata ufficializzata, anche se il direttore Barbera ci stava lavorando da tempo, diciamo già da dicembre, poi la designazione è stata chiusa ancora a primavera. Una grandissima attrice che riceverà il tributo da Venezia di un'intera carriera. Lei si è detta commossa, sorpresa di questo tributo della mostra del cinema. Il direttore Barbera l'ha ringraziata profondamente e si è dichiarato onorato di averla come grande ospite, una delle grandi star americane, tantissime che arriveranno al sito, come Barbera ci aveva già detto. Ora verrà anche annunciato a breve il film che molto probabilmente accompagnerà la sua premiazione, ma ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta e sarà proiettato un capolavoro probabilmente restaurato. Che edizione sarà, Lorenzo? Ovviamente noi seguiremo in diretta come tutti gli anni questa grande kermesse cinematografica della mostra del cinema di Venezia. Quella dell'anno scorso era stata sfavillante, no? Sfavillante, ci saranno, come ci ha detto Barbera appena arrivato lì per una nostra intervista esclusiva, è probabile che ci saranno addirittura più star americane, perché prima il Covid e poi gli incendi in America hanno bloccato un po' la produzione, che invece è ripartita, stanno arrivando tantissimi film
e quindi ci saranno tantissime star da tutto il mondo, in particolare gli americani, i grandi tipi egiziani, che sappiamo sono quelli che sono tra i più attesi della mostra del cinema. Quindi una grande edizione per il programma. Adesso ci sono i selezionatori che stanno lavorando al sito nella scelta dei film. La conferenza con tutti i titoli sarà martedì 22 luglio. Bene. Lorenzo, grazie molte, grazie Lorenzo Maier dal Lido di Venezia. Vediamo chi sono gli ospiti di stasera a Focus: Anna Maria Bigon, Federico Caner, Mario Fabris, Alessandro Loddo, Giacomo Nilandi, Pietrangelo Pettenò, Enzo Siviero e Cristian Zara. È tutto per questa edizione del nostro TG Focus. Grazie, ci vediamo stasera. Buona giornata, arrivederci.